Allora, questa è una lavorazione sul telaio verticale, qui praticamente ho fatto l'inizio del tappetto, che generalmente iniziamo con un colore, facciamo 3 cm della stessa tonalità del colore, parlando di fiamme, anche se questa è una fiamma tradizionale, però quei colori un pochettino più sul genere moderno. Poi lì ho fatto sul bastone, sul spudi strotto, no, qui devo fare delle righe e alla fine poi qui iniziamo il disegno che da noi viene chiamato le fiamme. E qui è praticamente all'inizio della fiamma tu conti i colori, per ogni colore metti un tot di fili e ti devi spostare sempre in sequenza, prima aprendolo il rombo e poi chiudendolo. In questa fase del remma vede che abbiamo un rombo grande, uno piccolino e un altro grande centrale. Poi alla fine di ogni fiamma si addentedda, praticamente è un incrocio di colori, in genere 2 colori si mettono e si alternano e forma questa specie di dadini che noi chiamiamo sadentedda. E questa è la parte praticamente che noi chiamiamo più semplice, sull'isio, dove vengono fatte delle righe con un'unica matassa. Viene usato Susazu, come vede, bisogna dare la tensione con la mano alla lana. Poi con questa che saganna, che tiene i fili sull'itto, avviene l'inversione dei fili che vanno avanti e indietro. Alla fine del tappetto i fili non si devono vedere, l'urdito deve scomparire completamente. Poi dopo ogni 8 passaggi, in genere quando si fa sull'isio si batte a 8 passaggi, quando io vado e vengo 8 volte con lo stesso colore, e poi si batte con questo pettine di legno. Adesso che ho fatto, all'incirca ne ho fatto un 30 cm di questo tappetto, posso anche andare a tagliare il tappetto che si trova all'interno del telaio, così vi facciamo vedere anche il momento praticamente più bello del nostro lavoro, quando tu dopo da una cesta di matassine ti rendi conto che hai realizzato un'opera d'arte. Adesso bisogna fare la pulizia del tappetto, tagliamo le matassine perché poi devo andare a tirare fuori il tappetto che è all'interno del telaio. Queste poi non usciranno, quando il tappetto è fatto, ben pressato, anche se sembra una cosa un po' assurda che il filo venga tagliato in questo modo, non escono poi. Adesso andiamo a tagliare il tappetto che era già preparato all'interno del telaio, perché prima di tagliare il tappetto che viene fatto bisogna iniziarne un altro e lasciare 30 cm di ordito, che sarebbero le frange che poi rimangono al tappetto che ho già finito e al tappetto che sto iniziando. Perché se noi tagliamo il tappetto senza aver iniziato nient'altro, poi i fili volano tutti via e devi rifare di nuovo la preparazione da capo dell'impostazione del telaio. Adesso io devo misurare, le frange, devo lasciare che per tagliare, io devo tagliare qui adesso, capite? Io vado qui per tagliare.
ecco il tappetto. Adesso devo slegare. Vedi? E questo è il tappetto finito. E questo è un tappetto che io ho realizzato in una settimana di lavoro, facendo la media di 7-8 ore di lavoro. Adesso bisognerà solo pulire qui. Questi sono i segni delle misure, perché durante la lavorazione del tappetto poi viene avvolto e tu col metro misuri ogni 52 cm metti un segno in tutti e due i lati, anche nella parte centrale. Poi adesso questo viene tagliato, pulito, poi alla fine, dopo che è stato pulito il tappetto, vengono fatti i nodi qui per fissare praticamente, vede, viene annodato così, in modo che col tempo la treccina non esca. Ecco, questa è la treccina che vi stavo dicendo, che viene fatta all'inizio del tappetto. E questo indica nei nostri tappeti il rovescio, solo da questo si riesce a distinguere il rovescio del tappetto. Adesso l'altro lo devo riannodare e si riparte, viene nuovamente fissato a soscosì-dorzoso, noi chiamiamo questi così-dorzoso, inserendo le frange. Adesso viene nuovamente il tappetto iniziato, viene fissato nuovamente con le frange al telaio, in modo che poi si possa nuovamente avvolgere e mettere il telaio in tensione per continuare il lavoro. Allora, questo è un tappetto proprio con i colori tradizionali del telaio di Nure, del nostro telaio verticale. Questi sono il tappetto ha 7 colori, questo viene chiamato perché ha il blu, il rosso, il verde, il marrone, il bianco e il nero, che sono proprio i colori tipici dei nostri tappeti. La lavorazione è a spugna, uguale da una parte e dall'altra. L'inizio del tappetto si deve riconoscere sempre da una treccina che noi facciamo all'inizio del tappetto. Poi vengono fatti dei particolari, dei disegni, dei motivetti che ognuno ha il suo nome. Questi vengono chiamati sulfruninzoso, saspetteneddas. Queste sono le righe praticamente che servono per fare la separazione fra un motivetto piccolo e l'inizio di una fiamma grande, perché i nostri tappeti vengono chiamati questi tipici tappeti con le fiamme. Questa è uno dei disegni, viene chiamata semma. Poi qui vede, qui abbiamo all'inizio saspetteneddas, qui invece in questo intermedio fra semma e quest'altra figura che viene chiamata soscoror furriatoso, abbiamo un bastone e all'interno ci sono sulfruninzoso, che è praticamente un tipo di lavorazione che toccandolo resta leggermente in superficie. Poi qui c'è un altro motivo, viene chiamato salfrucchettas, e andando più avanti un altro motivetto viene chiamato suzzighi, che sono praticamente, generalmente se ne fanno 3 sul tappeto e 4 sui tappeti più grandi, dipende dalle dimensioni del tappetto. Si può fare anche pintura seguida, una continuazione della fiamma senza essere interrotta. E poi qui viene ripetuto nuovamente sul bastone sulfruninzosi, all'interno la fiamma centrale è estesi strazzata, e qui dopo ogni 5 intacco, noi chiamiamo così, viene spostato automaticamente un colore, salta sopra l'altro. In questo modo viene chiamata strazzata. Quando il tappetto poi, le frange, vede, sono praticamente l'anima del tappetto che devono rimanere all'esterno
da una parte e dall'altra, non vengono applicate dopo, ma proprio è l'anima del tappeto che viene completamente ricoperta dai colori che noi mettiamo, battendoli col pettine. Questa deve scomparire immediatamente, non si deve più vedere. E poi alla fine vengono fatti questi nodi per fissare la tricina, in modo che col tempo non vada a sfilarsi.